Buongiorno bambini, arriva la neve e con l'arrivo della neve arrivano anche le storie. Io sono Pino Costalunga, Fondazione AIDA, che ha combinato questo progetto di storie raccontate piene di neve insieme appunto con la biblioteca di Lazise, il comune di Lazise, e con Acqua. Sono storie per aspettare il Natale, naturalmente, no? La prima storia che oggi vi leggo è questa, La grotta dell'orso, di Regine Schindler e Sita Juker, che ha fatto i disegni. È un libro illustrato della Bohème Press. E la storia, naturalmente chiamandosi La grotta dell'orso, voi capite bene che c'è un orso in questa storia, ma ci sono anche altri due animali, sono un topo e una lepre. Il topo e la lepre hanno molto ma molto freddo, loro vorrebbero tanto poter migrare nei paesi caldi come gli uccelli migratori, ma un topo e una lepre non hanno le ali. Come faranno? Però loro hanno tanta, ma tanta fantasia. E quindi voi ascoltate adesso la mia storia. E tu, come trascorri l'inverno? Chiese il topo alla lepre. Io volo in Africa con gli uccelli migratori. Rispose la lepre tutta orgogliosa. E queste qui sono le tue ali? Continuò il topo, indicando le lunghe orecchie della lepre. Sì, rispose la lepre. Non trovi che siano meravigliosamente lunghe? Sì, anch'io migro con gli uccelli verso il caldo, disse il topo. Però tu non hai le ali, ribatté la lepre. Sì che le ho, rispose il topo. In realtà ne ho soltanto una, ma è molto lunga, Disse sventolando la coda. In alto volavano stormi di uccelli migratori. Il topo e la lepre si incamminarono stringendosi l'uno all'altra. Avevano molto freddo, eh? Credo che stia per nevicare, Disse piano il topo. Vieni, andiamo nel bosco, lì sarà più caldo, Suggerì la lepre. I due animali si ripararono tra gli alberi. Le foglie secche frusciavano. Quella notte cadde la prima neve e coprì tutto di un manto bianco. Il mattino dopo, quando spuntò fuori da un cumulo di foglie, il topo si spaventò. Oh, freddo, bianco, umido, devo trovarmi una tana. Com'è fortunata la lepre che può volare in Africa con gli uccelli migratori. Volo meglio se non mi guardi, disse la lepre. Sì, anch'io volo meglio se non mi guardi, Replicò il topo. allora arrivederci. Vogliamo ognuno per conto proprio e poi ci incontriamo in Africa, va bene? Va bene. La lepre oltrepassò il campo e non la si vide più. Il topo riprese il cammino da solo. Poi all'improvviso scorse delle orme nella neve e pensò: Sbaglio. O queste sono orme di lepre. Orme lasciate da poco. e per fortuna la neve non era alta. Il topo, svelto, si mise a seguire le orme lasciate dalla lepre. Le orme finivano davanti a una grotta che si apriva nel cuore di una parete rocciosa molto alta. Oh, qui abita l'orso, Pensò il topo. l'orso è forte, è pericoloso. Oh, ma la lepre non sarà mica entrata nella grotta dell'orso. In quel momento
Il topo vide la lepre che stava tremando di freddo all'ombra di una roccia sporgente e le si avvicinò di soppiatto e le chiese: Ma sei ancora qui, amica mia? La lepre annuì tristemente. Nella grotta dell'orso fa caldo, un caldo meraviglioso. Io vorrei entrare. Vieni con me, topo. Raccontiamo all'orso i nostri viaggi. E anche il topo tremava di freddo. Che odore è questo? Brontolò l'orso con voce profonda. Poi vide la lepre e il topo. Credete che questo sia un rifugio per animali da cortile morti di freddo? Questa grotta è mia. È una grotta per orsi ed è tutta per me. Orso, volevamo raccontarti che siamo volati in un paese caldo insieme agli uccelli migratori. Ma purtroppo siamo tornati troppo presto. L'orso da solo si annoiava e allora drizzò le orecchie. Gli piaceva tanto ascoltare le storie. Mentre fuori continuava a nevicare, il topo e la lepre raccontarono delle palme, della foresta vergine, del deserto. Raccontarono di cactus violetti e di orsi gialli, di tigri, di leoni. Raccontarono che in Africa gli uomini hanno la pelle nera e sono poco vestiti perché laggiù fa molto caldo. La lepre e il topo si sdraiarono vicino all'orso. Lui era morbido, era caldo, storia dopo storia. L'orso finì per addormentarsi. A quel punto la lepre bisbigliò al topo: Mio piccolo amico, sei stato bravo a raccontare queste storie, Però io non credo che la tua coda sia davvero un'ala. Il topo ci pensò su un attimo e poi disse: E io invece non capisco come tu faccia a trovarti bene al caldo dell'Africa. E non puoi mica toglierti la folta pelliccia, così come gli uomini neri si tolgono i vestiti. Piano, sussurrò la lepre, altrimenti l'orso si sveglia, piano. Così la lepre e il topo restarono tutto l'inverno insieme all'orso. In fondo alla grotta erano nascoste provviste per l'inverno e bastarono per tutti e tre. L'orso non si accorse che i due raccontavano sempre le stesse storie delle palme, del deserto, dei cactus violetti, degli orsi gialli e degli uomini con la pelle nera. Finalmente arrivò il caldo. La neve si sciolse. Gli alberi gocciolavano. Si sentiva l'odore della terra e ovunque spuntavano i germogli. L'orso, barcollando, uscì per la prima volta fuori dalla sua grotta. La terra bagnata schioccava sotto le sue zampe. Fece soltanto pochi passi e poi subito rientrò nella grotta. Poi la terra si asciugò, i vermi e i maggiolini vennero in superficie. A poco le gemme diventarono verdi. La lepre e il topo non avevano più dubbi. La primavera era arrivata ed era ora di tornare nel bosco. Grazie, orso, dissero. Qui con te siamo stati proprio bene, sì. Sì, proprio bene. Anche il cibo era molto buono. E l'orso rispose: Buon viaggio! Tornate pure il prossimo inverno da me. Le vostre storie mi sono piaciute tanto. Adesso però voglio finalmente vedere le vostre ali. Mostratemi come sapete volare. Ci prepariamo subito, risposero la lepre e il topo e sparirono dietro il cespuglio più vicino. Ma allora neanche le tue orecchie sono ali, Lepre? chiese il topo a bassa voce. La lepre sorrise. Però ho le gambe più veloci di tutti quanti gli animali del bosco. E fece un gran salto fuori dal fogliame e scomparve nel sottobosco.
Anche il topo trotterellò via velocemente con le sue zampe corte alla ricerca di una pietra calda al sole primaverile. La lunga coda lo seguì come un serpentello. E l'orso cercò la lepre, il topo dietro i cespugli, li cercò nel bosco, ma vide solo la punta della coda del topo e ancora più avanti le zampe posteriori della lepre. Adesso ho capito. Era tutto inventato, però inventato proprio bene, eh? L'orso sorrise e si chiese. Chissà se sono capace di farlo anch'io. Poi si incamminò nel bosco. Dapprima brontolò fra sé e sé e poi cominciò a raccontare a tutti gli animali che incontrava. Sono volato in Africa con gli uccelli migratori. Dalle mie zampe, infatti, spuntano le ali. In Africa, laggiù ci sono le palme, la foresta vergine, il deserto. Ah, sì, ci sono anche i cactus viola. E gli orsi sono gialli. Poi ci sono le tigri, i leoni. Gli uomini hanno la pelle nera e soltanto pochi vestiti perché là in Africa fa molto caldo. L'orso continuò a raccontare la stessa storia per tutta l'estate. Ogni tanto capitava perfino che qualcuno lo stesse ad ascoltare. In autunno però cominciò a pensare con nostalgia alla sua grotta. Non vedeva l'ora di rivedere la lepre e il topo e di riascoltare le loro storie. Noi tre staremo proprio bene insieme. Ecco, bambini e bambine, spero che la storia vi sia piaciuta. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima storia. Ci vediamo. Ciao ciao.